Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Thief. Come potete ben vedere ci troviamo nuovamente qui all'interno del nostro quartiere di Stone Market, proprio nei panni del nostro caro Garrett, il nostro grandioso ladro, proprio immerso in questo paesaggio grottesco settecentesco. Allora ci troviamo proprio in un quartiere della città abbastanza malfamato, in una sorta di zona lurida, una vecchia taverna appunto base del nostro caro Basso, un personaggio del gioco, il quale ci ha assegnato una bella missione, soprattutto nel gameplay precedente. Quest'oggi avremo l'opportunità di raggiungere la regina appunto dei mendicanti nella vecchia cappella e sicuramente questa non è la città che conoscevamo. Ricordo l'incidente a Villa Norchest come se fosse ieri, il rituale, l'artiglio Erin che cade e muore, non lo dimenticherò mai, ma ora c'è malattia nell'aria e morte per le strade. Questo posto non è mai stato un giardino in fiore, ma nemmeno così decadente. È cambiato tutto, ma non in meglio. Sicuramente possiamo tracciare il luogo in maniera concreta per dirigerci direttamente all'interno del nostro capitolo Polveri alla polvere. Grandioso. Come missione secondaria abbiamo anche il colpo alla banca, però io direi per adesso di dirigerci immediatamente al nostro obiettivo. Abbiamo qui a quanto pare qualcuno, una sorta di Sherlock Holmes con baffi alla Tony Stark e un bel cappellino alla come dire, ai tempi moderni. Vediamo di capire quello che vuole. Corrente per i tuoi loschi bisogni. A quanto pare è una sorta di venditore ambulante, risorse, freccia a punta larga, freccia incendiaria, freccia spuntata, papaveri addirittura. Cosa servono? Masticando i petali di questo fiore l'intuito di Garrett aumenta, ripristina la concentrazione. Abbiamo a quanto pare 558 monetine. Ecco ragazzi perché vi dicevo che era importantissimo raccogliere il maggior numero di gingilli all'interno delle varie case, perché qui avremo l'opportunità di comprare qualsiasi cosa, bombe, cibo addirittura per recuperare probabilmente vita, ma anche vediamo un pochettino possiamo vendere risorse come per esempio le frecce che abbiamo ottenuto, ma addirittura possiamo acquistare strumenti e potenziamenti come per esempio chiavi inglesi, strumento utilizzato per aprire le inferriate e rimuovere le targhe fissate con i bulloni, bilanciamento dell'arco che riduce leggermente il tempo di mira e tante altre possibilità che più avanti sicuramente vedremo. Addirittura possiamo affinare anche la nostra abilità nello scassinare. Inoltre possiamo anche acquistare oggetti speciali come moneta portafortuna. Ne leggiamo un paio ragazzi. Si pensa che questa vecchia moneta sia appartenuta al capitano di una nave straniera, rapito dai folletti di mare perché sposasse la loro regina, ma questi folletti rimasero ipnotizzati dal bagliore della moneta. Così l'astuto capitano riuscì a sfuggire a quei demoni e sicuramente è perfetta per dite e menti pigre. Aumenta la concentrazione massima a 290 monete. Io dico ragazzi che possiamo tenerci il gingillo del nostro grande capitano e acquistarlo, magari possiamo essere fortunati anche noi. Sbloccato, moneta portafortuna, grandioso. Va bene, olio di braccia salvia, vediamo di lasciarlo magari per più avanti. Le ombre ti proteggano. Grazie amico mio. Allora il nostro grande fornitore mi sa che ci ha conferito tutto quello che potevamo e adesso dirigiamoci verso la cittadina di Stone Market, precisamente questo distretto, verso l'oblio ragazzi. Allora vediamo un pochettino. Per scattare premi la barra spaziatrice mentre ti muovi. Perfetto, me ne ero dimenticato. Allora eccoci arrivati, a quanto pare sta caricando la nostra barra della concentrazione. Morire il fuoco. Il fumo tiene lontano il morbo. Sì? Allora con tutto il fumo che abbiamo respirato alle officine noi siamo a posto. Io ho vomitato parecchie volte. Oddio. Ricordi che il vecchio Tully ne faceva la collezione? Ah, non era così. Un luminare gli dava 2 penny per ogni gettata. Per uno studio, diceva. E se si impegnava ne produceva più dei soldi che... Ma a quanto pare ragazzi sono solo umili dicerie di qualche vecchio lavoratore che appunto cerca di far qualsiasi cosa pur di evitare di essere contagiato o qualcosa del genere. Siamo arrivati al cimitero di Stone Market. Io direi che ancora abbiamo l'opportunità di procedere in tranquillità. Questo era l'ultimo. Domani ce ne saranno altri. Forse i veri fortunati sono loro. Fortuna, eh? Alcuni si sono staccati la lingua per farlo. Ma saranno umili lavoratori di città, non credo che ci daranno fastidio ragazzi, quindi mi sa che possiamo procedere direttamente. Inside, la corte della regina dei mendicanti. Grandioso, un cancello in ferro, probabilmente battuto da un fabbro. Vediamo se possiamo fare qualcosa per entrare. Allora, l'accesso è libero, quindi possiamo entrare tranquillamente. Allora, vediamo un pochettino. È una notte solitaria. Le migliori. Ah, Garrett. Calchi una via che i più evitano. Sembra quella della È carica di l'unica che 101. conosco. Certo. Sai che dicono di me? Che sai tutto quello che succede in questa città. Non tutto.
Solo le cose importanti. Cosa ti porta qui? Cerchi consiglio? Un anno fa mi trovavo a Villa Northcrest. Qualcosa è andato storto. Cos'è successo a me e ad Erin? Un anno fa, uomini che credevano di sapere tutto cercarono di controllare per i loro fini qualcosa che non comprendevano appieno. L'equilibrio è cambiato. Tutti possiamo percepirlo. È la tua risposta? Quando i miei mendicanti ti hanno trovato, pensavano fossi morto, ma non lo eri. Abbiamo curato il tuo corpo, martoriato, e ti abbiamo tenuto al sicuro, mentre attendevamo. Ma poi, proprio dopo l'arrivo del morbo, qualcosa iniziò a risvegliarti. Era ora che tornassi a casa. Questa città è malata. Ti dirò tutto a tempo debito, se deciderai di ascoltare. Fai attenzione, Garrett. L'ombra nasconde cose peggiori di te. Rassicurante, la nostra amica sarà una specie di veggente. Nuovo punto di concentrazione. Apriamo il diario per capire qualcosa di più. Allora, intuito, vediamo un pochettino. Evidenzia gli elementi dell'ambiente da lontano. Il bottino e gli oggetti sono ovviamente raffigurati in blu, anche le impronte. Le minacce e gli altri elementi sono in rosso. Ma addirittura possiamo mostrare dove sono nascosti gli oggetti da collezione, il bottino unico. E mostra impronte di mani. Ok, perfetto. Abbiamo la possibilità di sbloccare, se non sbaglio. Ah, deve essere una sorta di menu delle abilità, come qualcosa simile a Far Cry 3, i tatuaggi, ragazzi. Destrezza, attacco, percezione, furtività. Efficienza rallenta leggermente il consumo di concentrazione. Furtività ti permette di muoverti più silenziosamente mentre usi la concentrazione. Riduce il raggio sonoro dei rumori che generi, inclusi quelli causati dalle superfici rumorose. Potrebbe essere utile. Io direi, ragazzi, invece di potenziare la rapidità, accelera leggermente le tue azioni mentre prendi la mira, combatti, effettui uno scassinamento rallentando l'ambiente intorno a te. Potrebbe essere, ragazzi, la mossa adeguata da potenziare. Grandioso. Bene, mi sta piacendo, ragazzi, davvero sempre più questa personalizzazione così accentuata all'interno di questo gioco, quindi davvero un punto a favore. Intanto, guadagnare punti di concentrazione. Dona monete alla regina dei mendicanti per ricevere punti di concentrazione che puoi utilizzare per migliorare le tue abilità. Ma dove possiamo donarle? Vediamo un pochettino. Chiavi inglesi mancanti. Ah, ecco a cosa servono le chiavi inglesi: a scassinare queste specie di cassettine in ferro. Intanto la vecchia fonderia deve essere da qualche parte. Credo che possiamo donare delle monete proprio da questa parte. Vediamo un pochettino, forse addirittura qui c'è un vecchio giornale, mi sa che lo possiamo prendere. Ok, attenzione, niente vecchi dei... non sono riuscito più a leggere. Allora, ok, mi sa che possiamo donare qualcosa da queste parti. Qui ci sono dei poveracci che purtroppo stanno abbastanza male. Magari più... Ah, eccolo, forse qui. Ok, vediamo un pochettino se possiamo capire. Cerchi il mio consiglio, figlio delle ombre? Perfetto, vuoi fare una piccola donazione? In cambio ti darò dei punti. Ok, allora, per adesso rifiutiamo, perché i soldi ci servono per magari ottenere le chiavi inglesi, qualcosa di più utile per scassinare l'ambiente circostante. Però, ragazzi, intanto quello che abbiamo ottenuto è importante. I giornali li leggeremo più avanti. Voglio per adesso muovermi, come dire, riuscire a muoverci appunto verso il nostro obiettivo e magari intraprendere la nostra nuova missione. Questo è ovviamente ciò che abbiamo visto, il nostro piccolo aforisma, chiamiamolo così, ragazzi, che abbiamo letto appunto all'inizio del gameplay. Eccolo qua, appunto, lo potete ben vedere. Adesso la fonderia sarà l'unico luogo che ci distaccherà dalla nostra missione. Cerchiamo di essere quindi al massimo all'interno di questo nuovo capitolo. Allora, vediamo un pochettino. Signori, è dall'alba che trasportiamo cadaveri. Per oggi vorremmo fermarci. Ma lo senti questo zotico fannullone? Considerati fortunato a tirarlo il carro e a non esserci dentro. Muoviti! Basta con i passaggi sui carri.
Ci entrerò a modo mio. Alla Hitman Absolution. Capitolo 2. Polvere alla polvere. Trovo un modo per entrare alla fonderia. Non so ragazzi, vi faccio una piccola premessa di questa sorta di paesaggio che abbiamo davanti. Non so se avete letto Hard Times di Charles Dickens, però l'ambientazione è davvero molto simile a quel fantastico libro. C'è davvero le ciminiere che emanano appunto fumo che si snoda nel cielo come un serpente dell'Amazzonia, tutti questi granellini, tutti questi lapilli che sembrano appunto provenienti da una eruzione vulcanica, davvero un'ambientazione di quel tipo, cioè fantastica, proprio immersi all'interno di questa grandiosa storia. Vediamo di viverla al massimo. Intanto dobbiamo ottenere l'accesso alla fonderia, 47 metri dal nostro personaggio, una corda in blu potrebbe aiutarci, ma non credo. Vediamo da questa parte se c'è qualche altro luogo che possiamo attraversare. Mi sa che qui la zona è sbarrata. La corda azzurra potrebbe rappresentare il nostro unico punto di appiglio per scendere. Allora, con calma, attenzione. Intanto vediamo di ragionare. Lì addirittura vi è un'altra scala, mi sa che possiamo lasciare la presa. Attenzione, vediamo un pochettino. Come facciamo a lasciare la presa, maledizione? Andiamo verso il basso, maledizione, non ricordo. Andiamo da questa parte. Allora, proviamo a scendere ancora di più. Ok, maledizione. Amico mio, cerca di lasciarti. Oh, maledizione, qua volete vedere che ragazzi che ci beccano. Vediamo un pochettino. Ale, eccolo qui, il tasto perfetto, ho appena trovato. Sembravamo come dei salami appesi appunto dal salumiere. Questi dannati stavano per uscire gli archi alla Robin Hood per farci secchi, però a quanto pare ce l'abbiamo fatta. Ok, mi sa che la distanza non è molto elevata, ce la possiamo fare. Ok, da queste parti non c'è neanche un gingillo da poter raccogliere. Avete visto ragazzi quanti potenziamenti introdotti all'interno di questo gioco per acquistare quindi oggetti e roba del genere. Quindi attenzione a raccogliere il maggior numero di gingilli. Allora, vediamo un pochettino, mi raccomando sempre. Bene ragazzi, vediamo un pochettino quello che riusciamo a combinare. A quanto pare sulla nostra destra c'è una guardia che continua sempre ad andare avanti e indietro in questa notte di nebbie e fumo. Allora, il nostro obiettivo è a 37 metri. Io direi ragazzi che possiamo procedere direttamente verso nord, visto che il nostro amico qui sulla destra sarà mezzo ubriaco, ieri sera sarà andato alla grande con il gin. Quindi possiamo procedere proprio da questa parte. Cerchiamo di stare attenti a questi maledetti. Vediamo di cogliere il momento adatto. È più sveglio dei padroni. C'è un bel bulldozer proprio all'interno di quella, come dire, di quella gabbia, eccolo lì. Allora, meno male che abbiamo raccolto una bottiglia di whisky, la bottiglia che si è bevuto il nostro Homer Simpson qui dietro di noi. Attenzione che lì c'è un cane rompiscatole. Vediamo di introdurre il nostro personaggio proprio all'interno di questo condotto. Chiave inglese mancante, maledizione, nella nuova mappa, il sotterraneo dell'ingresso principale. Vediamo di raccoglierla al più presto questa chiave inglese. Intanto una bottiglia, qua ubriaconi alla grande ragazzi. Avete visto una specie di fialetta proprio per il whisky. Vediamo un pochettino, qui servirà sicuramente un'altra chiave inglese ragazzi, ce la dobbiamo procurare immediatamente. Il collo. Chi è che parla? Vediamo di salire qui su, perfetto. Allora, vediamo un pochettino. Questo dannato continua sempre a procedere. Da quella parte ho visto un bel cancello, ragazzi. Quindi, allora, vediamo di fare una cosa interessante. Io aspetterei che questo maledetto qui, con questo bel berrettino che si riscalda sempre le mani, proceda in avanti e ci dia la possibilità di scassinare quel luogo abbastanza rapidamente. Oppure, ragazzi, vediamo di eliminarlo. Allora, proviamo a nasconderci qua dietro la cassa. Tanto quel ragazzone lì si è addormentato proprio alla grande. Benissimo, eccolo. Vediamo di attirarlo verso la nostra posizione. Vediamo un po' dove si va a nascondere questo ragazzone. Vediamo un po', deve essere qui intorno. Eccolo, stava dando un'occhiata alle casse. Olè, eccoci arrivati. Vediamo un pochettino, neutralizza. Eccolo qua ragazzi, ottimo colpo alla testa. Perfetto, con il nostro grande artiglio. Vediamo se lo possiamo lasciare qui, non credo che lo controllerà nessuno. E entriamo immediatamente in questa sorta di zona off limits. Il nostro grimardello, vediamo di introdurlo. Dobbiamo essere abbastanza rapidi perché sicuramente è una zona un pochettino ostile. Il nostro amico è un corvo che si ritrova sempre nell'oscurità. Ce l'abbiamo fatta, grandioso. Vediamo di richiudere la porta, altrimenti ci ritroveremo tutto l'esercito del barone alle calcagne. Benissimo. Allora, il nostro obiettivo è da quella parte, una grata. Qui ragazzi vediamo di controllare, perché sicuramente possiamo dare un'occhiata per vedere se ci sono oggetti luccicanti. Ok, un ingranaggio in ferro, perfetto. Più che in ferro, in argento. Allora, vecchia fonderia, siamo riusciti a entrare nella discarica ragazzi, proprio come una faina in mezzo all'erba. Allora, vediamo un po'. Questa è una zona completamente distrutta. Sembra Hard Times di Charles Dickens, ragazzi. Ambientazione davvero perfetta. Vediamo un pochettino. Ok. Attenzione che questa è una zona completamente aperta. Garrett. Oddio. Erin, sono malato.
Queste visioni, ragazzi, non mi sono mai piaciute. Attenzione, ha un fungo. Che cos'è? Ah, un papavero per la concentrazione. Ottimo. Vediamo un pochettino. Da queste parti mi sa che è tutto ormai semidistrutto. Sembra che ci sia passato un tank russo e abbia distrutto l'intera zona. Vediamo un po'. C'è la neve abbastanza elevata, ragazzi. Vediamo se con il nostro istinto possiamo dare un'occhiata qui intorno. Non c'è niente di che, quindi possiamo procedere verso questa sorta di tubatura. Ok, vediamo di arrampicarci alla grande. Ottimo, anche visuale in terza persona. Perfetto, adesso mi sa che possiamo procedere sulla destra. Grandi. Ole, addirittura proprio un discepolo di Assassin's Creed il nostro grande ragazzone. Ok, perfetto. Vediamo di continuare su questa zona. Allora, un bel salto che possiamo fare, amico mio. Oh, maledizione. Lo sapevo io. Materiale per il mattatoio. Il generale lo vuole pronto prima dell'ultima campana. Guarda qui. Un nobile in mezzo ai pezzenti. Chissà che cos'è. Non qui, testa vuota. Ma chi è che parla? Lo abbiamo caricato con delicatezza. Lo state trattando con rispetto, vero? Rispetto, certo. Sistema il carro e Ottimo, torna qui alla c'è tua una sorta. baracca. Ah, questo deve essere appunto il luogo per gettare i panni per le lavatrici dell'epoca, ragazzi. In un condotto dell'aria calda, attenzione. Oh, abbastanza caldo c'è da queste parti, maledizione. Chissà da quanto tempo qui non passa una spazzatrice. Ci saranno montagne di polvere alte 3 metri. Vediamo di non beccare qualche ragnone in faccia. Ok, vediamo di procedere sulla sinistra. Off limits, maledizione. Zona completamente chiusa. Vediamo se possiamo saltare qui su. L'ho messo qui. Merda, non lo troverò mai con questo buio. Vieni qua, bello, attenzione. Ok, una vecchia fonderia. Ecco perché appunto la temperatura è molto più elevata del solito. Ma non di questo tipo. Sì, però amico mio, vediamo di raccogliere intanto qualcosa. Scopri dove vengono portati i cadaveri. Attenzione, qui ci sono delle, come dire, dei pupazzi senza faccia, una sorta di illusione. Vediamo di arrivare intanto qua su. Vediamo se c'è qualcosa di importante. Un vecchio gingillo, un portacenere per qualche fumatore alla tipo Rockefeller con quei baffoni, ragazzi. Ok, vediamo di scendere al piano inferiore. Questo ragazzone lo lasciamo qui a dormire vicino al termosifone, con i piedi appunto sulla caldaia per farglieli squagliare. Benissimo, diamo un'occhiata. Join the Watch Today. Sarà un film dell'epoca. Sali, povero bastardo. Meglio tu che io. Oddio, ragazzi, a quanto pare questa è una fonderia dove probabilmente smisteranno, come dire, elimineranno i cadaveri per evitare che il morbo si diffonda. Questo scempio. Oddio, vediamo di ucciderli tutti, ragazzi, dal primo all'ultimo. Per seguire Cornelius devo appendermi al cavo di trasporto. Eccoci arrivati, ragazzi. A quanto pare dobbiamo seguire i cadaveri agganciati alla catena di montaggio. Avete visto, una fonderia abbastanza bizzarra. Sicuramente l'unico modo per completare la nostra missione è quello di seguire questa sorta di cavo di montaggio in ferro che continua ad andare in avanti appunto verso la fonderia interna. Diamo un'occhiata appunto alla nostra mappa. Possiamo notare che il nostro personaggio si ritrova a una decina di metri da quell'obiettivo. Allora, però, da quanto vedo, al piano di sotto notiamo ben 2 guardie armate con spade e sicuramente armature abbastanza potenti. Al piano superiore notiamo invece un'unica guardia. Potrebbe essere quindi un punto a nostro favore. Intanto ho capito che all'interno di ogni chiamiamo paesaggio all'interno del quale mi ritrovo è importantissimo dare un'occhiata con la nostra concentrazione. Abbiamo raccolto addirittura prima un fiore di papavero, quindi sarà importante per aumentare la nostra capacità. Allora, intanto qui sulla sinistra abbiamo una bottiglietta di vetro che potrebbe esserci molto utile. Intanto il nostro ragazzone sta procedendo verso quella zona. Raccogliamo questa specie di forchettina, un coltello. Ah, inventario pieno, maledizione, non possiamo farcela. Sulla destra vediamo un pochettino. Ovviamente non abbiamo nessuna freccia imbevuta d'acqua utile per spegnere queste dannate torce. Quindi intanto io direi di salire al piano superiore, perché avevo visto che c'erano appunto delle finestrelle utili per scavalcare quindi la parte in legno ed arrivare direttamente al piano di sopra. Meglio quindi affrontare un'unica guardia che 2. Infatti ecco qua, mentre scendevo ero riuscito a vedere questa sorta di apertura. Allora vediamo intanto di passare da questa parte. Vediamo adesso di capire cosa fare. Olè, eccoci arrivati. Allora vediamo un po', ancora davanti a noi queste dannate icone in blu che sicuramente non possiamo spegnere. Intanto un bel Graal, eccolo qua davanti a noi. Vediamo di rimanere nell'ombra e ragionare. Allora, un'unica guardia davanti
davanti a noi. Come freccia abbiamo una freccia infuocata che non credo che ce la farà a buttarlo a terra, però meglio capire qualcosa di più su queste frecce che abbiamo disponibili. A quanto pare i nostri progressi, vediamo un po' progressi del giocatore, statistiche, risorse. Allora, freccia a punta larga, infatti ancora non ho capito cosa serve, perché una volta mi sembra che ne ho sparata una, però non sono riuscito a beccare nessuno. Allora, semplice ma efficace, la punta a doppia lama, guardate un po' che figa, sembra una freccia vera e propria di Assassin's Creed 3 con il nostro grande ragazzone. Una freccia del genere potrebbe quindi causare grandi danni a distanza e adatta quindi a ogni tipo di attacco, quindi sicuramente potrebbe essere utile a qualsiasi tipo di assassinio. Allora, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di interessante. Allora, vediamo di stare attenti, dato il nostro ragazzone mi sa che sta procedendo verso la nostra posizione, quindi dobbiamo stare un attimino attenti, Vediamo di caricare immediatamente la nostra freccia, eccolo che arriva, beccati questa, ottimo colpo. Grandi, siamo riusciti a centrarlo direttamente alla testa, meno male che sono stato così rapido, ragazzi, altrimenti ci avrebbe sicuramente scoperto. Allora, possiamo saccheggiare queste umili monete che detiene appunto nella parte superiore. La freccia non possiamo necessariamente prenderla, ma l'importante è che non l'ha visto nessuno. Vediamo da queste parti se c'è qualcosa. Un piccolo bicchierino in argento che potrebbe esserci molto utile. Raccogliamolo. Allora, da questa parte vediamo un po', non c'è niente di che. Vecchi bottiglioni di rum. Intanto qui dei piccoli cassettini, meno male che non devono essere neanche scassinati. Un piccolo ingranaggio, benissimo. Vediamo un po' da queste parti, non c'è nient'altro. Ah, perfetto, eccoci arrivati. Attenzione, vediamo di dare un'occhiata a questo piccolo fogliettino. Che cos'è? Allora, vetri rotti. Osserviamo. Ah, osserviamo, perfetto. Ah, ecco arrivati. Questo deve essere appunto il cavo principale della catena di montaggio, il piede di porco all'interno del quale dovremo appenderci. Allora, qua dentro un altro bel un campanello da scrivania. Benissimo, vediamo di chiudere questo vecchio baule e di dare un'occhiata a questo oggetto che abbiamo appena adesso raccolto. Allora, vediamo un po'. Documenti, capitolo 2. Abbiamo raccolto vetri rotti. Basta lamentele sulla presenza di vetri rotti a terra in alcune zone. Gli stivali di cuoio costano, quindi evitateli o pulite. Non durerete a lungo nell'arma del barone se non guardate dove cazzo mettete i piedi. Wow, siete responsabili per le vostre uniformi, stivali inclusi. Sappiate che ci sono decine di uomini in attesa di prendere il vostro posto. Capitano Shave. A quanto pare da queste parti ci sono dei problemi a livello quindi di vetri rotti. Vediamo di tenere a mente ovviamente questi concetti. Allora, scendiamo. Attenzione che qui appunto ci sono altri oggetti, portamonete. Vediamo di aggrapparci. Allora, attenzione. Benissimo. Ah, che lurido posto, maledizione. Però una fonderia davvero cioè scorretta. Cioè, ho capito, maledizione, cioè dobbiamo fare qualcosa, ragazzi, per evitare tutta questa tutto questo, come dire, eliminazione dei cadaveri. Vediamo di vendicarli o fare qualcosa di buono per evitare questa dannata azione da parte degli uomini del barone. Confiscato 2 volte. Qui siamo sulla buona strada. Allora, cerchiamo di tenere ben stretta questa sorta di piede di porco. Non vorrei farmi un viaggio di sola andata verso questo putritume che abbiamo appunto sotto di noi, Quindi attenzione. Allora, procediamo appunto verso l'oblio, ragazzi. Come sparare ai cervi nella vetta. Dovevo nascere. Eccoci arrivati, ragazzi. A quanto pare mi sono appena adesso staccato dalla catena di montaggio. Scusate un attimo per l'interruzione, però eccoci arrivati. Allora, vi faccio leggere l'obiettivo. Sicuramente dobbiamo seguire i cadaveri attraversando la vecchia area manifatturiera. Come in ogni luogo è solito controllare quello che ritroviamo davanti. Un armadio davanti a noi, se non sbaglio, in un vecchio condotto dell'aria. Dei vetri rotti a terra. Qualcuno sarà scivolato, avrà battuto la testa, avrà rotto la sua bottiglia di gin, come dire, serale. Intanto il nostro obiettivo è quello di attraversare questa zona. Intanto una guardia al di sopra della nostra capocciona. Quindi attenzione a quello che combiniamo. Purtroppo ho esaurito tutte le frecce, ragazzi, quindi non possiamo far niente di che. Allora, vediamo un po' di stare attenti. È proprio sopra di noi, vediamo di fare qualcosa. Qui avevo visto qualcosa, un vecchio documento che leggeremo magari più avanti, e delle forbici. Ottimo, qui addirittura un vecchio scaffale, però mi sa che possiamo scassinare. Allora, vediamo di stare attenti. Non vorrei andare a rompere le scatole a quel ragazzone, però ragazzi, attenzione a come scassiniamo, perché se per caso sbagliamo, quel dannato testa di cuoio sopra di noi potrebbe sentirci. Ok, mi sa che abbiamo completato questo scassinamento grandioso. Allora, vediamo di chiudere questa dannata porta e prepararci, ragazzi, per la prossima avventura. Mi sa che abbiamo terminato però l'istinto. Attenzione, ancora vetri rotti davanti a noi, però un cucchiaio di ferro, più che ferro d'argento. Ma mi devo comprare una chiave inglese. Da Bob aggiusta tutto, maledizione, altrimenti non riusciamo a venirne fuori. Allora, vediamo se possiamo salire qua su. Benissimo, perché ci sono dei vetri rotti, se non ho visto male. Ok, attenzione, un'altra bella lettera. Eccola davanti a noi, ragazzi. Adesso le leggeremo tutte perché sono importantissime. Avete visto appunto come ci hanno avvisato le lettere che abbiamo trovato in passato. Ok, eccole qui. Mi sa che abbiamo controllato tutti i cassetti. È una bella fiaschetta di whisky, ottimo. Da questa parte mi sa che non c'è nient'altro che
su di ciume. Vediamo un po'. Ok, questa zona è completamente sgombra. Allora, 18 metri al di sopra della nostra testona. Ok, vediamo se siamo arrivati. Questa porta ormai mi sa che la possiamo chiudere. Era meglio quando lavoravo al macello. Qui c'è una tale puzza. Attenzione, c'è qualche dannato che inizia a rompere le scatole. Intanto un bello scrigno. Frecce spuntate. Spuntate, maledizione. Possono essere usate per attivare meccanismi da lontano. Grandioso. Vediamo di spegnere la luce. Attenzione, ottima mira, amico mio. Grande. Allora, mi sa che abbiamo eliminato questa umile luce davanti a noi. Ole, ancora. Ma ragazzi, quanto sono abili, come dire, nella vista così precisa. Vediamo se siamo così veloci da farla a pezzettini. Vieni qua. Questo è anche per il tuo amico che ci ha rotto le scatole appunto anche in passato. Attenzione, ce n'è un altro. Maledizione, abbiamo terminato anche le nostre frecce. Frecce infuocate davanti a noi, ragazzi. Vediamo se riusciamo a farlo secco. Eccolo che arriva. Oh no, l'ho mancato. Mamma mia. Vediamo di fuggire. Fuggiamo. Ce l'abbiamo di dietro, maledizione. Credevo che ce ne fosse solo uno. Vediamo di buttarci proprio nell'ombra. Nell'ombra, ragazzi. Eccolo. Era qui, gli ero addosso. Calma, ragazzi, ce l'abbiamo davanti. Maledizione. Dov'è? Attenzione, amico mio. Vediamo se abbiamo preso la nostra bottiglia. Vediamo se possiamo attirarlo da questa parte. Ok, vediamo dov'è. Eccolo che arriva. Attenzione. Attenzione, ecco, corra, ragazzi, ci ha visto, maledizione. Dobbiamo fuggire. Via. Qua dentro. Andiamocene. Guardate un po' questo dannato. Via, chiudiamo la porta. Lasciamolo da quella parte. Un armadio. Potrebbe essere utile. Alla Hitman, ragazzi. Non so neanche dove sto andando. Ok, attenzione che forse non sa neanche dove siamo. Fregato. Ok, maledizione, non me ne sono neanche accorto, ragazzi. Credevo che ce ne fosse uno solo. Cioè, non è che sono abile in questa mappa. Cioè, è la prima volta che la gioco. Però me la sono cavata, come dire, abbastanza discretamente, chiamiamola così. Intanto il nostro amico è andato a farsi un giro dall'altra parte. Purtroppo abbiamo speso la nostra grande freccia di fuoco in un vecchio muro appunto settecentesco. Però vediamo cosa vuole fare questo dannato. Credo che è appunto ancora a sinistra, però io non mi fido a uscire sempre in questi vecchi armadi di amnesia e solito girovagare. Però vediamo dov'è. Non credo che si possa, come dire, combattere alla grande con un vero e proprio combattimento corpo a corpo. Questo gioco è più incentrato nello stealth. Quindi attenzione, vediamo di uscire in completa calma e in silenzio. Attenzione. Oh, ma maledizione, proprio, ma davvero una sfortuna, ragazzi. Eccolo. Eccolo davanti a noi. Vediamo se possiamo irrompere. Ci è gettato fuori. Ancora. Schivata per schivare gli attacchi. Attenzione, eccolo che arriva. Ok, ottima schivata. Ancora, ragazzo mio, che cosa vuoi fare? 1 contro 1. Rocky Marciano contro una spada. Se ti potessi dare un bel pugnone in faccia. Vediamo che puoi combinare. Avanti, 1 contro 1. Movimento di gambe. Attenzione, ragazzi, svigniamocela. Resta fuori, lasciami in pace. Resta fuori, maledizione. Andiamocene via. Via. No, non da questa parte. Maledizione, è ancora vivo. È dall'altra parte della porta, ragazzi. No, qua è chiuso, maledizione. Vediamo di lasciarlo da quella parte, ragazzi. Andiamocene via. Presto. Benissimo, chiudiamo questa dannata porta. Chiudiamola e lasciamolo qui dentro. Allora, vediamo dove possiamo dirigerci, ok? Dobbiamo procedere proprio dritto da questa parte. Mi dispiace però, maledizione. E proprio mi ha colta alla sprovvista. Vediamo un po'. Altra guardia davanti a noi. Attenzione, ragazzi, forse possiamo essere molto più competitivi adesso. Datemi una porta chiusa e io l'aprirò. Beccati questo, non voglio avere altri problemi. Perfetto, vediamo di spegnere questa dannata candelina davanti a noi. Ok, mi sa che lo possiamo lasciare proprio qui. Altri candelabri da eliminare immediatamente. Ok, chiave mancante purtroppo. Intanto abbiamo un nuovo documento, off limit. Allora, questa deve essere la porta. Allora, cerco un modo per aprire la porta di sicurezza. Ottimo lavoro, ragazzi. Nonostante tutto, come dire, quel vecchio rimbambito ci aveva catturato e ci voleva quindi dare del filo da torcere, siamo riusciti quindi a ingannarlo e a gettarlo dall'altra parte. Sarà sicuramente intento a spegnere le luci e sicuramente a aprire quella dannata porta. Intanto il nostro obiettivo quest'oggi è stato, come dire, completato. Ci becchiamo, ragazzi, all'interno del prossimo gameplay. Vedremo come aprire questa dannata porta che abbiamo davanti. Sicuramente vedrò di inventarmi qualcosa. Non abbiamo neanche molto istinto pronto appunto per analizzare la situazione circostante. Comunque ci lanceremo all'interno del prossimo gameplay nel nostro grande obiettivo. Ciao a tutti.